Salve a tutti, siamo di fronte al Palazzo Comunale di Via Roma per protestare per i diritti negati da questa giunta comunale amministrata dal sindaco Truzzo. Io partecipo a nome dell'Associazione Difensori della Natura e mi interesso della questione del verde urbano e della questione dell'igiene del suolo. Oggi ho fatto un intervento, ho fatto un intervento sugli aggiornamenti per quanto riguarda i prossimi lavori che verranno effettuati nella città di Cagliari e sempre che riguardano il verde urbano. Diciamo che noi e tantissimi cittadini siamo preoccupati perché visto i precedenti di Viale Marconi e i precedenti di Via Italia, c'è il rischio che anche un viale storico come Viale Trieste e Viale Merello siano praticamente a rischio di abbattimento di alcune specie arboree. Un'altra cosa che vorrei dire è praticamente che ritengo che tutti questi interventi siano dovuti a una scelta più che tecnica, politica da parte dell'amministrazione. Allora, se andiamo sui casi specifici, vorrei ricordarne, come ho accennato prima, due. Una che riguarda il Viale Marconi. Viale Marconi praticamente sono stati tagliati degli ormi per fare la strada nuova, però con la promessa da parte del sindaco che sarebbero stati rimessi tutti gli alberi. Purtroppo questo non è accaduto. La strada è diventata insostenibile perché manca sia di pista ciclabile e appunto di una filatura di alberi. E questo cosa ha provocato? Provoca che i vari cittadini che vivono quotidianamente quel viale praticamente sono soffocati sia nelle giornate calde dall'afa e sia dallo smog. Un altro esempio eclatante è quello di Via Italia a Pirri. Via Italia praticamente sono stati abbattuti dei pini secolari perché secondo loro erano pericolanti e quindi in caso di alluvione potevano creare dei problemi. Anche in questo caso avevano promesso che dopo 2 mesi ripiantavano altre specie arboree, ma a distanza di 1 anno ci sono ancora i ceppi transennati con la spazzatura dentro. Per quanto riguarda invece, per chiudere, per quanto riguarda la questione di Viale Trieste e di Viale Merello, sto aspettando che ci sia il progetto esecutivo e niente, praticamente i cantieri dovrebbero iniziare a febbraio e credo che tutte le varie associazioni si mobiliteranno per fermare tutto questo scempio. Grazie a tutti e buon Natale.